Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Queen Barcellona Opera Rock a cura della Camerata Musicale Barese, trame contemporanee, Festival di Nuova Drammaturgia a cura di Malalingua. Al Teatro Petruzzelli in scena Queen Barcellona Opera Rock, in cui un soprano, una voce rock e un'orchestra si fondono per realizzare un concerto live che ripropone tutti i brani dell'album Barcellona, il capolavoro della band britannica, pubblicato nel 1988, nato grazie all'incontro di due leggende, il leader dei Queen Freddie Mercury e una delle più grandi voci della storia della musica lirica, il soprano Montserrat Caballé. Sul podio dell'orchestra della Magna Grecia, Roberto Molinelli dirige le splendide voci di Johan Boding e Desiree Rancatore. Camerata Musicale Barese, una serata eccezionale con il maestro Molinelli. Innanzitutto, che cosa ascoltiamo questa sera? Questa sera ascoltiamo per la prima volta in Italia, non la prima volta, ma comunque noi l'abbiamo portata perché io l'ho orchestrata, questa grande opera rock di Freddie Mercury, quando tentò proprio una carriera, diciamo così, insomma comunque diversa, no? Da quella del grande rocker, era già diventato un'icona e quindi instaurò questo rapporto con Montserrat Caballé e fece questo disco Barcellona che io ho orchestrato interamente per orchestra sinfonica e in Italia lo stiamo portando in giro con grandissimo successo. Stasera siamo entusiasti di essere qui al Teatro Petruzzelli per l'inaugurazione della Camerata Musicale Barese. In questo caso come funziona? Come si fa a riorchestrare, arrangiare, rispettando l'originalità, però rispettando anche la formazione della serata? Beh, basta, tra virgolette, pensare solo alla musica operistica, perché Freddie voleva, come ho appena detto, tentare proprio un'altra cosa, andare altrove, no? Questo connubio con Montserrat Caballé, che era l'icona della lirica, no? Dell'opera, ancora oggi lo è, ma all'epoca, proprio negli anni '80, era assolutamente inarrivabile. Ecco, questa sua volontà di fare questa collaborazione significava proprio andare altrove, quindi riorchestrare un qualcosa. No, tenendo presente questa collaborazione significa proprio tenere presente quella che è il suono dell'orchestra lirica, dell'orchestra sinfonica usata nell'opera lirica, e questo è stato il mio lavoro, anche con un coro, avremo anche un grande coro stasera. E adesso parliamo del brano a cui lei è più affezionato e perché. Il brano a cui sono più affezionato, tantissimi. Diciamo che i Queen, tra l'altro, sono la band che forse può vantare più hits in assoluto, più brani in primo in classifica, diciamo famosi, di grande respiro internazionale in assoluto. Quasi nessun'altra band storica può vantare, diciamo, 50 grandi hits. Quindi tra tutte queste è difficile, però naturalmente Bohemian Rhapsody è una canzone talmente atipica e per la durata, perché 7 minuti e mezzo è un pezzo, diciamo una durata che oggi probabilmente non verrebbe neanche presa in considerazione, e diciamo per la tematica, perché è un'opera, è una grande canzone che è una parodia anche dei libretti d'opera proprio, oltre che dell'opera lirica, quindi unisce insieme 3 canzoni: rock, classico, ballata classica e anche opera lirica. E invece il brano di più difficile esecuzione di questa sera qual è? Sono un po' tutti, perché ho scritto parecchio per orchestra, anche per i solisti naturalmente. Poi per un cantante cantare Freddie Mercury è assolutamente qualcosa di molto molto diciamo importante e impegnativo. Diciamo che per l'orchestra un po' tutti, perché io amo proprio far sì che l'orchestra sia protagonista della scena, mai un contorno. Quindi anche laddove sentite delle melodie iconiche, no, molto famose, se ascoltate bene sotto sentite che l'orchestra fa tantissime cose, per cui quasi tutti i pezzi questa sera rappresentano per noi un challenge, diciamo, una sfida importante. Diamo un consiglio ai giovani: che cosa bisogna fare oggi per essere un direttore d'orchestra? Allora, per essere un direttore d'orchestra innanzitutto bisogna essere impassibili davanti a qualsiasi cosa. Il direttore d'orchestra normalmente è un personaggio che deve risolvere almeno 3 problemi al minuto, no? Perché naturalmente è il responsabile. Io credo che la migliore traduzione di direttore d'orchestra sia proprio dall'inglese conductor, no? Il condottiero, colui che porta la nave, no? Felicemente in porto. Ecco perché il direttore d'orchestra ha tantissime cose da risolvere tutte allo stesso momento, e il miglior consiglio per farlo è naturalmente conoscere perfettamente l'armonia, bisogna conoscere l'armonia, il contrappunto, e quindi vedere come gli strumenti, no, collaborano, diciamo, tra loro sulla partitura, suonano insieme. Ecco, e poi naturalmente, insomma, studiare la tecnica del gesto e avere tanta musicalità, ma soprattutto non darsi mai per vinti, ma questo non solo per i direttori d'orchestra. Dopo Freddie Mercury, che cosa le piacerebbe riorchestrare?
Ma io ho fatto tantissimi progetti, ho fatto dai Led Zeppelin ai Pink Floyd, quest'estate abbiamo fatto Deep Purple è stato pure divertentissimo, Metallica è stato divertentissimo, del settore rock, pop, di altri settori, ecco, ho fatto collaborazioni con tanti cantanti in carriera, ma anche insomma concerti di tributo, per cui effettivamente non mi mancano tantissime cose, però insomma ogni progetto per me è sempre una sfida, è sempre, come ripeto, insomma, far suonare l'orchestra affinché sia uno dei protagonisti della scena, questo è proprio il mio obiettivo. È un film che le piacerebbe riorchestrare, musica da film? Allora, musica da film, io se posso permettermi ho fatto la colonna sonora per un grande classico del cinema muto di Hitchcock, The Lodger, che tra l'altro è stato anche poi ripreso tante volte anche modernamente. Io ho musicato con musiche mie, composte da me, la versione proprio del 1926, quella proprio muta, no? L'ultimo forse del film del cinema muto in generale, ma anche di Hitchcock, perché poi dal 1927 comincia il sonoro. Ecco, è bello in quel caso dare proprio un tema a ogni personaggio e far sì che l'ascoltatore musicalmente ricordi quel personaggio e lo associ a determinate scene o a determinate azioni, a volte anche prevedendole, perché poi The Lodger è un thriller, quindi un thriller ha bisogno proprio degli appuntamenti fissi in determinati punti per essere efficace. Grazie mille per essere stato con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un grandissimo saluto al pubblico di Dietro le Quinte e seguite tutti questi concerti, perché la musica dal vivo è un qualcosa che vi lascia sempre qualcosa dentro di importante. Al via la seconda edizione di Trame Contemporanee, festival di nuova drammaturgia fino al 21 novembre a Bari a Molfetta. 20 eventi, 3 residenze artistiche e un premio di drammaturgia presieduto da Davide Carnevali. Prodotto da Malalingua con la direzione artistica di Marco Grossi e Marianna De Pinto e la collaborazione di Carlo Bruni, il festival conferma la vocazione a rendersi promotore di nuova drammaturgia, con particolare riferimento alle declinazioni multidisciplinari. La riflessione sul tempo è stata il filo conduttore. Tra gli appuntamenti, anteprima di A volte Maria, a volte la pioggia di Daniele Parisi. Trame contemporanee, Daniele Parisi con A volte Maria, a volte la pioggia. Si parla di morte però in maniera particolare. Com'è questo spettacolo? Come c'è nel titolo, insomma, a volte c'è la pioggia e a volte c'è Maria, quindi molto semplice in questo, anche nella spiegazione. Diciamo che è uno spettacolo per me nuovo. Nel senso che, a parte che è nuovo, nel senso che lo provo questa sera, diciamo, per la prima volta, e quindi sono molto contento di essere qui perché insomma un bel banco di prova. E per la prima volta non faccio i personaggi in scena, cioè solitamente io porto in scena spettacoli in cui io faccio diversi personaggi, c'è una quinta in cui io mi cambio parrucche, stavolta non c'è niente, non c'è più nulla, tutto ridotto assolutamente all'osso. C'è una sedia e la Loop Station, che è un macchinario che utilizzo per farmi la musica da solo in scena, però fatta tutta con la voce, un'orchestra vocale fai da te. È uno spettacolo in cui succede una cosa, non dirò cosa, perché sennò poi svelo tutto, ed è un momento che viene dilatato. Ecco, una cosa che accade in un'ora di spettacolo, è un momento che viene appunto allargato e nel frattempo ci sono flashback, momenti di riflessione fatti al pubblico, finché succede qualcosa alla fine che insomma non rivelo. Uno spettacolo tragico, comico, suo malgrado. Parliamo del pubblico. Il pubblico viene coinvolto in questo spettacolo? Io lo spero, nel senso che se non sono coinvolti è un problema mio. Spero di sì, spero di creare quell'empatia tale di modo che il pubblico possa un pochino immedesimarsi nella vicenda di questo povero disgraziato che è il personaggio di questo spettacolo, che della vita ha capito molto molto poco.
Un'ora da solo in scena, come si sopperisce alla mancanza degli altri personaggi? E li faccio tutti io, quindi è molto semplice. Si risparmia sicuramente sul cast, nel senso che sarebbe bello avere anche altri attori, ma in questo momento diciamo, la produzione non mi ha dato grandi budget, quindi insomma io faccio tutto io. Anche con la musica, qua sarebbe bello avere un coro, ma insomma anche quello faccio tutto da solo. Quindi si va a risparmio, si fa di utilità, di necessità a virtù appunto. Com'è nata l'idea per questo lavoro all'inizio? Com'è nata? È nata dall'esigenza di andare un pochino più all'osso e quindi di raccontare una storia lunga, perché gli altri spettacoli sono diverse storie intrecciate. Anche qui c'è un intreccio, c'è un cortocircuito legato al tempo e alla drammaturgia, però c'era veramente la voglia di raccontare una vicenda di un personaggio singolo e quindi ho scritto una storia lunga. Ecco. La frase più bella dello spettacolo qual è? Ce la vuoi rivelare? La frase che ti emoziona di più, la frase che rappresenta qualcosa per te? C'è un momento in cui nello spettacolo io dico vedi Maria, tu fai quella cosa strana del piangere e ridere insieme, che io non la so fare quella cosa lì e spero di impararla prima o poi. Ecco, questa cosa qui del piangere e ridere insieme, questa capacità di sapersi emozionare, cosa che manca assolutamente al personaggio dello spettacolo e spero di emozionare e di far divertire il pubblico allo stesso tempo, come fa Maria. E invece che cosa c'è di te in questo ruolo? Io non ci sono mai, io spero anzi di non esserci mai, perché io mi emoziono e mi imbarazzo tantissimo, nel senso io personalmente non so cosa dire, a parte adesso che sto parlando dello spettacolo, ma io aspetto in camerino. Io aspetto in camerino, poi qui vedo che c'è un buffet, quindi mangerò dopo, però sul palco sale un personaggio, non salgo io. Che cosa ti aspetti da questa sera? Questa è un'anteprima, è un banco di prova. Che cosa ti aspetti? Mi aspetto che il pubblico non richieda i soldi del biglietto a fine spettacolo. Lo diamo un consiglio ai giovani che vogliono fare teatro, che cosa bisogna fare oggi? Bisogna studiare, bisogna perseverare e non avere paura dell'errore e soprattutto del giudizio. Siamo abituati da un bel po' di tempo non solo al giudizio ma all'autogiudizio. Noi siamo, io e lei non siamo persone, ormai non siamo più persone, noi siamo un numero di follower, no? Quindi in questa situazione in cui siamo contabilizzati, ecco, il teatro questa cosa un po' la ripudia, ecco, noi siamo sotto zero, non abbiamo un follower, abbiamo il nulla, ecco, tendiamo non solo alla regressione negli anni ma anche a perdere seguaci. Tu con i follower come sei messo? Cioè il rapporto con i social com'è? Malissimo, ma non perché non mi piacciono anche molto, ma il problema è che è un linguaggio che io non capisco, non lo capirò mai, credo probabilmente. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Pubblico di Dietro le Quinte, accorrete a vedere questo spettacolo, a volte Maria, a volte la pioggia, a volte si piange, a volte si ride, a volte chissà. Gente nata e cresciuta in città, sempre odiata alla natura, la vita all'aria aperta, che all'improvviso molla tutto, campagna, sperduta, che tu dici, bene, qui c'è casa tua, bene, ma sai, io qui ho trovato il mio centro, ma parecchio fuori dal centro. Proprio un'altra provincia rispetto al centro, più che al centro, intorno al centro. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.